TG, una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati nei nostri studi, nel consueto spazio riservato all'informazione regionale. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca, con la terribile notizia del femminicidio. Un uomo di 42 anni a Concordia Sagittaria, siamo nel veneziano, ha ucciso a coltellate la moglie di 35 anni dopo una lite violenta proprio davanti ai bambini, ai tre figlioletti di 2, 5 e 10 anni. Pare che l'uomo avesse accusato la donna di averlo tradito, l'ha accoltellata in maniera brutale, l'ha uccisa. I bambini adesso sono stati affidati ai servizi sociali, le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Porto Gruaro. L'uomo è stato arrestato, si trova in stato di arresto, verrà chiesta la convalida, ha confessato l'omicidio. Da una sommaria ricostruzione pare appunto che tutto fosse iniziato con una violenta lite tra i due che poi è appunto culminata con l'assassinio di lei. E tra l'altro pare che le liti violente tra i due e motivi di aggressione, episodi di aggressione dell'uomo nei confronti della donna non fossero stati un caso isolato, si erano già verificati episodi simili anche in passato. Purtroppo questo è stato l'ennesima vicenda finita appunto con la morte della donna, ennesima donna vittima appunto della furia del marito, in questo caso del consorte. Diamo uno sguardo adesso al report inviato da Azienda Zero. Vediamo alle 8 di questa mattina che variazioni c'erano rispetto a ieri. 528 nuovi casi positivi, un dato cumulativo con tampone positivo di 298.172 casi. Andando a vedere la situazione all'interno degli ospedali, vediamo che in area non critica nella notte praticamente sono entrati 30 nuovi pazienti. In terapia intensiva invece, buona notizia, ne sono uscite 3, quindi 3 persone in meno in terapia intensiva, e quindi andiamo a contarne positivi ricoverati in terapia intensiva 338, positivi ricoverati in area non critica 2.293. Sono 13 invece le persone che nella notte hanno perso la vita. Ed è stata questa che si è appena conclusa una settimana molto lunga, molto difficile anche per lo stesso governatore del Veneto, Luca Zaia. Tra i temi che sono stati al centro dell'attenzione della settimana appena trascorsa, il tira e molla ancora una volta con i presidenti di regione sulla definizione dei criteri delle zone per colore in cui le regioni sarebbero rientrate. Ci deve essere una voce univoca sulle misure, sia dall'apertura del Ministro della Salute, che devo riconoscere con molta coerenza ha detto: guardate, dato che è un po' la posizione mia e anche dei colleghi, l'incidenza è un fatto scientifico, ma funziona se tu decidi che tutte le regioni fanno una percentuale di tamponi sulla popolazione, su quel campione di popolazione. A quel punto puoi mettere in linea le incidenze, ma non puoi paragonare le incidenze di una regione come la nostra che fa 60.000 tamponi con l'incidenza di una regione che ne fa 400 al giorno. Questa era la richiesta avanzata dai presidenti di regione durante l'incontro con i ministri Boccia e Speranza per discutere dei contenuti di quello che poi è diventato il DPCM da oggi in vigore. Tra le questioni, i parametri che si dovevano prendere in considerazione per delineare la nuova geografia di rischio del paese, che oggi vede solo poche regioni rosse, molte arancioni e qualcuna gialla. Tra mercoledì e giovedì la politica oscura temporaneamente il tema Covid e il nuovo decreto. Si consuma lo strappo tra Italia Viva e il governo. Da mesi noi come Italia Viva chiediamo di parlare di contenuti ben precisi, chiediamo soprattutto una collegialità e quindi prima di tutto un metodo di condivisione all'interno della maggioranza per scrivere al meglio il recovery. A chiudere la settimana, ma era nell'aria da giorni, la protesta di bar e ristoranti che hanno lanciato l'hashtag Io apro. Ma quello che io voglio dire è che lo Stato ci deve lasciare lavorare. Io capisco l'emergenza del virus, però lasciateci lavorare, dobbiamo mangiare. Un'adesione che alla fine nel Vicentino è stata tiepida anche per l'annunciata severità nei controlli, e le multe infatti sono fioccate sia ai gestori degli esercizi aderenti che ai clienti.
E poi proprio durante il nostro telegiornale andremo a vedere un po' la situazione proprio che interessa i baristi, i locali un po' in tutta la regione, quindi tra Treviso, Belluno, Bassano, Vicenza, Venezia, insomma andremo a vedere un po' in giro come è andata questa manifestazione, questa forte protesta da parte degli esercenti. Ci occupiamo invece di un'altra questione calda che interessa soprattutto gli anziani, gli ultraottantenni. Stiamo parlando dei vaccini, perché dopo i tagli del 30% del vaccino Pfizer che appunto ha interessato l'Europa, sta preoccupando la questione in Veneto e anche nella Marca, perché si diceva i principali destinatari di questo vaccino al momento dovevano essere gli anziani. Che si fa se non arrivano questi importanti rimedi per contrastare il Covid? Sentiamo. La brusca frenata di Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid rischia di far slittare di settimane, 2, forse 3, l'avvio della campagna di immunizzazione degli over 80. Con un quadro dei contagi ancora preoccupante, una battuta d'arresto sarebbe gravissima. Siamo molto preoccupati perché, come lei sa, la Regione giustamente ha voluto il piano vaccinale molto ampio. Dobbiamo fare tutti i richiami, chiamiamoli, della prima fase, quindi dalle case riposo, ospedali, monastieri accreditati eccetera, e stavamo partendo con la prima fase over 80 che sarebbe importantissima perché andiamo a mettere in sicurezza tante persone che sono a rischio ovviamente per l'età e per le pluripatologie. Quindi questo ci crea immensa difficoltà perché andremo a ritardare anche di 15-20 giorni un piano che era già predisposto dalla Regione e che andava via come un treno. L'ULSS 2 ha attualmente a disposizione ancora 5.000 dosi che serviranno per completare le vaccinazioni nelle RSA e coprire anche la fascia della disabilità. E poi purtroppo ci dobbiamo bloccare perché dobbiamo fare i richiami. E la Regione Veneto ha avuto garanzie dal commissario Arcuri che martedì arriveranno le dosi. Con quelle nuove dosi di martedì sicuramente riusciamo a coprire i richiami. In giornata Pfizer e BioNTech hanno annunciato un piano che dovrebbe ridurre a una settimana i ritardi nelle consegne. In Europa si dovrebbe ritornare al calendario iniziale di distribuzione a partire dalla settimana del 25 gennaio. Questo fa sperare che il danno venga quantomeno contenuto, in attesa che arrivino anche gli altri sieri che hanno avuto il via libera alla distribuzione. Moderna dovrebbe arrivare, penso, verso la metà di febbraio, come pare che anche AstraZeneca abbia avuto l'ok dell'EMA, per cui anche AstraZeneca verso metà febbraio, fine febbraio dovrebbe arrivare. Questo ci aiuterebbe a vaccinare il resto della popolazione con l'aiuto importante della medicina generale, di medici di famiglia. Il personale che non si vaccina potrebbe mettere a rischio la vita altrui, dovrebbero andare a fare i boscaioli, un durissimo intervento da parte del primario della terapia intensiva al Covid Hospital di Jesolo. Come dichiarato dal governatore Zaia nei giorni scorsi, anche dal Covid Hospital di Jesolo arrivano notizie confortanti sui numeri delle terapie intensive. Oggi abbiamo 11 pazienti, quindi siamo un po' più tranquilli rispetto alle giornate di fine dicembre, dove avevamo tutti i 16 posti letto occupati, quindi una situazione che è ancora una situazione molto impegnativa, però pian piano si sta diventando più gestibile, più tranquilla, perché ci sono meno ricoveri in terapia intensiva. La speranza ora è riposta nei vaccini, oltre che nei comportamenti corretti di ogni singolo. E proprio su determinate categorie che non si vaccinano, Toffoletto, che è stato tra i primi a sottoporsi alla somministrazione, non risparmia una dura critica. Siamo di fronte a una situazione, a una scelta etica e sociale, per cui chi lavora a contatto con delle persone, che siano dei soggetti fragili come chi è nelle case di riposo, comunque ha un contatto quotidiano e quindi rischia esso stesso di essere il vettore, cioè colui il quale porta la malattia, per me non ci sono se, ma si deve vaccinarsi e basta, chiuso. Oppure uno decide di fare un altro lavoro, può andare a fare il boscaiolo, può tagliare altre cose. Fondamentale è non abbassare la guardia, ora in particolare per evitare alla curva di risalire, soprattutto alla luce del fatto che anche la media d'età è cambiata. È un'età media che è più bassa rispetto a marzo, e quindi noi abbiamo tantissime persone che sono tra i 60 e i 75 anni, e quindi quella categoria di persone che ancora
anche attiva economicamente, ma anche attiva nei rapporti sociali, quindi verosimilmente più esposta a prendere il coronavirus. Abbiamo avuto anche pazienti molto più giovani, anche di 40 anni. E intanto si è conclusa la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid in tutte e 39 le strutture residenziali e semi-residenziali dell'ULSS 7. Si è conclusa la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid in tutte le 39 strutture residenziali e semiresidenziali nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. Complessivamente sono state somministrate 3.772 dosi, 1.917 ad altrettanti ospiti e 1.855 agli operatori. Per tutti è già stato programmato il richiamo. Il tasso di adesione ha superato il 90% tra gli ospiti e il 66% tra gli operatori, grazie a un lavoro capillare iniziato il 31 dicembre e da allora portato avanti senza soste, festivi e prefestivi inclusi. Il commissario Bortolo Simoni ha speso parole di ringraziamento per il personale impegnato in questa fondamentale campagna di vaccinazioni. Simoni sottolinea infatti come questo sia un passo fondamentale verso la messa in sicurezza di una delle categorie più fragili e più colpite dal virus. Adesso andiamo in Fiera Vicenza e ci occupiamo dello screening di Regione Veneto e Università di Padova per studiare la diffusione del coronavirus su persone non a rischio. Dai dipendenti universitari a quelli comunali, dagli uomini delle Fiamme Gialle ai vigili urbani in Fiera Vicenza hanno risposto alla chiamata aderendo allo screening di massa gratuito e volontario nato per fornire una sorta di mappatura sulla diffusione del Covid su quella fetta di popolazione che teoricamente non ha avuto contatto col virus. Screening promosso dalla Regione e condotto dall'Università di Padova. Stiamo cercando di tirar su, tra virgolette tirar su, quindi di campionare un gruppo di popolazione eterogeneo che ci consenta dopo di vedere, ribadisco, in soggetti che non sono a rischio oppure che non hanno evidenziato mai contatti con Covid positivi, per vedere qual è la prevalenza, per capire un attimino in questo momento come sta circolando il virus. L'equipe di ricerca ha potuto contare sul supporto dei comuni e dei volontari della Croce Rossa. Siamo in 12 volontari, il nostro compito primario è quello di gestire i flussi, quindi accogliere le persone che arrivano, orientarli per i percorsi, quelli che potete vedere dedicati a noi, fare l'accettazione, quindi identificare le persone, controllare che i documenti che devono presentare siano corretti, siano compilati adeguatamente, li identifichiamo con un numero e poi vengono inviati in questi box per fare il tampone. Tampone nasale di ultima generazione che fornisce il risultato in 15 minuti. E sui pericoli di un virus che si insinua spesso silenziosamente è intervenuto anche il sindacato degli infermieri, ogni giorno impegnati in fiera ad effettuare i tamponi. È importante tracciare le persone che non hanno mai avuto contatti o che si presumono non abbiano mai avuto contatti e che sono i famosi asintomatici positivi. Queste persone magari sopportano bene il virus, però sono una fonte di trasmissibilità alle popolazioni più deboli che va assolutamente individuato. Intanto in queste settimane, in questi mesi di diffusione della pandemia, c'è anche un altro aspetto che sta prendendo sempre più piede e che coinvolge soprattutto gli uomini, ovvero ansia e depressione che sono aumentate. Questo è quanto appunto ha registrato anche la stessa Regione Veneto. Se dal 2012 il numero verde della regione 833 43 43 aveva registrato 11.300 telefonate, da marzo a fine 2020 le richieste di aiuto allo sportello inoltre sono moltiplicate passando a 3.200. Sono gli effetti collaterali del coronavirus che generano ansia e depressione. Praticamente abbiamo concentrato in pochi mesi quello che di solito si faceva in un anno. Ed è una cosa importantissima perché la gente, i cittadini, ha ritenuto giusto avere un confronto sui temi psicologici importanti. E la nostra mente reagisce alla paura con un eccesso di disturbi legati all'ansia, disturbi di attacchi di panico, a tutte quelle manifestazioni che sono incontrollabili quando la paura è tanta. Finora una sola persona ha manifestato intenti suicidari. Gli attacchi d'ansia colpiscono ogni fascia d'età, ma i più fragili risultano essere gli uomini. Soprattutto l'età, la fascia che va dai 30 ai 50, poi dai 50 ai 70, ma c'è una fascia interessante che è quella degli ultrasettantenni, cioè anche gli anziani
soprattutto quelli che si sono trovati soli. I timori e le angosce si sono modificate negli ultimi mesi. Se all'inizio c'era soprattutto la preoccupazione di contagiarsi, la difficoltà a stare chiusi in casa, adesso chi chiama sono soprattutto i contagiati dal virus, quindi il timore di poter avere dei sintomi più gravi, quindi un ascolto anche delle sensazioni, dei disturbi, e poi la preoccupazione di contagiare i propri cari, oppure come gestire, avere dei consigli su come gestire i propri cari, soprattutto gli anziani. Il servizio è sempre attivo. Noi siamo un'equipe di 10 psicologi e ci si alterna al telefono per dare un servizio alla comunità veneta H24 e 7 giorni su 7, perché anche le ore della notte sono ore in cui si può telefonare per avere comunque un colloquio psicologico. E adesso ci occupiamo di scuola perché dal Friuli all'Emilia i TAR stanno sospendendo le ordinanze prese dai governatori che appunto vogliono vietare, limitare o rimandare l'ingresso nelle aule della scuola. Stessa cosa sta accadendo in Veneto, dove i comitati si stanno muovendo per presentare un ricorso analogo al TAR. Stiamo valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l'ordinanza regionale anche qui in Veneto, alla luce di quello che è stato l'esito degli altri ricorsi presentati nelle altre regioni, soprattutto quelle a noi confinanti, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Non hanno ancora presentato alcun ricorso, ma potrebbero farlo presto i genitori del comitato Priorità alla Scuola, reduci dal sit-in di venerdì all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Del resto i TAR a macchia di leopardo stanno sospendendo tutte quelle ordinanze regionali con cui i singoli governatori hanno rinviato il rientro in aula delle superiori, applicando la didattica a distanza al 100%. È chiara l'indirizzo dei vari tribunali amministrativi che, ripeto, sottolineano proprio come alla base di queste ordinanze regionali ci sia una mancanza di motivazione per la chiusura delle scuole superiori. Alla base dei ricorsi l'inefficacia della DAD, foriera detta dei ricorrenti, di disparità di trattamento tra studenti con relativo disagio psicofisico, ma anche la mancata evidenza di una pericolosità maggiore della vita in aula. Per questo io credo che il presidente Zaia in Veneto potrebbe anche fare più bella figura a ritirare la sua ordinanza piuttosto che tergiversare e aspettare che anche in Veneto ci si muova eventualmente con un ricorso. In attesa di una contromossa della regione continua la mobilitazione. Siamo arrivati a costituire quello che sarà un presidio permanente ogni venerdì sotto la regione Veneto fin quando almeno le scuole non verranno riaperte. Era stato, senza volerlo, il locale pubblico da cui era partito il contagio del coronavirus. Stiamo parlando della locanda al Sole, siamo a Vo, in provincia di Padova. Bene, il locale proprio l'altro giorno si è ribellato all'ultimo DPCM, ha tenuto aperto il locale, ha servito i clienti ai tavoli, però è stato multato e chiuso. Multa e 5 giorni di chiusura. Nel giorno di Io Apro i gestori della locanda al Sole di Vo hanno servito clienti al tavolo oltre le 18. Risultato: multa al cliente non residente in paese e sanzione più il fermo dell'esercizio per 5 giorni ai gestori. Nel bar simbolo, suo malgrado, dell'inizio della pandemia in Veneto, dove i primi contagiati venivano a giocare a carte, dove alcuni giovanotti dicevano di proteggersi dal virus con l'alcol, il tentativo di rialzarsi dalla crisi andando contro il DPCM è stato fermato dai carabinieri. Andiamo al supermercato, sono tutti là, è peggio di qua. È sbagliato chiudere i locali. Devono lavorare per vivere. E hanno bisogno di una busta paga anche loro, perché non hanno solo il locale, hanno anche loro le sue case, le sue famiglie, ed è giusto che lavorino. Ormai siamo stanchi di questa storia. È cominciato a stancare, la gente ha bisogno di mangiare e soprattutto se c'è un affitto da pagare anche sui locali, perché non sono di proprietà, ma sono anche tanti locali sono in affitto e hanno bisogno di pagare l'affitto, pagare i mutui della propria casa, della propria vita personale, e hanno bisogno di lavorare, basta. Ovviamente sono delle piccole attività che hanno bisogno di vivere anche loro, perché ormai c'è il tracollo, bisogna dire qualcosa, insomma non so che possa andare avanti questa situazione qua, sinceramente. Non capisco come chi possa riuscire a fargliela, restare in piedi. Questo è un fallimento totale praticamente del sistema
non lo so, qualcuno si metterà una mano a coscienza di pensare un attimino anche a questi poricani qua, perché se ristori non ne arriva. Nessun commento invece da parte dei gestori della locanda bar, mentre la voce del popolo dice che anche nel piccolo paese di Vo avrebbe già chiuso un ristorante e 2 bar sarebbero vicini a farlo. E un altro bar è stato multato, siamo a Bassano del Grappa, è arrivata tantissima solidarietà alla barista e tra l'altro anche al cliente, un 90enne che era stato multato perché appunto si trovava, stava consumando seduto al tavolo in questo bar di Bassano del Grappa. Tantissima solidarietà, ma vediamo. Siamo tornati nel bar del quartiere San Vito che aveva aderito alla protesta Io Apro 15. Oggi sabato il bar è regolarmente aperto fino alle 14 per asporto. I nostri servizi hanno avuto decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube e tantissimi commenti favorevoli. Allora, siamo tornati con la titolare Stefania Reginato. Ti aspettavi tutta questa solidarietà? No, davvero, un sacco di persone che sono arrivate che hanno fatto strada. Da Vastagna, da Asiago, da Cittadella, da Granella di Tezze, eccetera, e tutti preoccupati per questa persona, per questo anziano che è stato multato ingiustamente ieri, e tutti hanno voluto contribuire, ma veramente tutti ci lasciavano un sacco di soldi, veramente. Abbiamo già pagato la multa e probabilmente ne avanzeranno altri. Noi intanto vedremo anche per la nostra come fare. Per adesso abbiamo dato in mano al nostro avvocato, l'avvocato quello che ci dà una mano e che ci sostiene in questo periodo. Come si andrà avanti dai prossimi giorni, dato che restiamo in arancione? Come andremo avanti? Noi siamo qua, teniamo aperto per asporto, però devo dire che la gente vuole venire a bere, cioè sono le persone che entrano che mi chiedono no, io voglio bere qua perché non ne possiamo più, vogliamo indietro la nostra vita. Ecco. E invece a Maser, siamo nel Trevigiano, era stata la stessa sindaca che era andata a pranzo nel locale che appunto aveva aderito all'iniziativa Io Apro 1501, era stata a pranzo ed c'è stato un duro intervento da parte della prefetta Laganà che ha detto chi occupa queste cariche istituzionali deve garantire il rispetto delle regole e della legge. L'atteggiamento ad esempio di un amministratore locale che in qualche modo ha, non dico come dire, invitato, ma quasi insomma a questa disobbedienza che civile sì, ma sempre disobbedienza delle norme con delle conseguenze. A suscitare la riprovazione del prefetto il giorno dopo la protesta di baristi e ristoratori è la decisione del sindaco di Maser, Claudia Benedos, che ieri ha pranzato al ristorante con marito e figlia nonostante i divieti. Nella Marca, spiega Maria Rosaria Laganà, le forze dell'ordine hanno effettuato i controlli e ci sono state delle sanzioni, il bilancio preciso nelle prossime ore, ma non si sono verificati episodi eclatanti anche perché la stragrande maggioranza di baristi e ristoratori ha scelto di rispettare le regole, magari protestando con la sola accensione delle luci. In tale contesto suscita la disapprovazione del prefetto la decisione di Claudia Benedos. Se poi, come dire, anche chi ha delle responsabilità di carattere amministrativo, ha un ruolo importante, comincia a, come dire, in qualche modo invitare o a quasi insomma condividere questa diciamo così disobbedienza, tutto si complica, perché se ognuno poi, come dire, parametra il rispetto delle norme a una propria sensazione, a una propria diciamo, valutazione, veramente si possono innescare dei circoli particolarmente pericolosi. Ecco perché dico non ho apprezzato alcune prese di posizione che specialmente da soggetti che avendo un ruolo pubblico devono, e anche delle responsabilità precise anche in materia sanitaria, devono piuttosto garantire che vi sia il rispetto puntuale delle disposizioni. Piuttosto condivido, e anche su questo abbiamo detto al Ministero, la richiesta di avere dei ristori, però non è che si può barattare finché non arrivano i ristori, io ignoro le norme. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. E siamo
Siamo nuovamente in diretta Focus TG, torniamo allora a Maser perché nonostante abbiamo sentito prima la prefetta Laganà, la prefetta di Treviso, che ha lanciato un duro attacco al fatto che la sindaca come appunto amministratrice, esponente istituzionale abbia violato le regole andando appunto a pranzo in questo locale che aveva aderito alla protesta Io Apro 1501, la sindaca invece tira dritta e ovviamente non mancano le polemiche anche a livello politico. Credo di essere stato l'unico amministratore locale che ha voluto, tra virgolette, trasgredire. In realtà io ho semplicemente aderito ad una protesta pacifica, e sottolineo pacifica, perché sono convinta che le regole date da questo governo sono ingiuste. Un governo di gente che non sa cosa vuol dire lavorare. Rivendica il suo gesto il sindaco di Maser Claudio Benedos, totalmente dalla parte dei ristoratori. I locali, dice, sono tra i posti più sicuri. I contagi non avvengono all'interno di bar e ristoranti, ma bensì avvengono, come sappiamo, soprattutto all'interno di abitazioni private. E quindi ieri ho voluto anche accertarmi che tutto fosse in regola. Dall'entrata era tutto perfetto. La stessa prima cittadina racconta di aver cercato di coinvolgere anche altri colleghi, senza successo. Di certo non nasconde un certo fastidio per come sono stati trattati i ristoratori in questi giorni. Mi ero anche un po' arrabbiata perché avevo visto in mattinata le circolari della prefettura e anche della questura che avevano anche di massima allerta come si trattasse di criminali, ecco. Una condanna al sindaco arriva dal PD provinciale con Giovanni Zorzi, che porta i casi di San Biagio e Preganziol, dove, dice, gli esercenti sono stati aiutati con misure ad hoc. Ma nel venerdì della mobilitazione a rischiare la multa sono stati anche alcuni clienti. Questo è il caso di Crevada. Sono venuto per dare solidarietà locale a questo settore che ne ha bisogno. Perché lavoro anch'io nel mondo del vino e sono praticamente nella filiera di questo settore. Siamo tutti nella stessa barca, quindi dobbiamo per forza fare qualcosa. E tra proteste, tra limitazioni, tra sanzioni, nel Vicentino c'è anche chi si è inventato un menù a tema. Hashtag Io Apro. Il giorno dopo l'inizio della protesta di bar e ristoranti restano le sanzioni. Controllate dai carabinieri di Valdagno, i bar che hanno aderito a Sovizio e Creazzo aperti oltre l'orario previsto dal DPCM, ma senza clienti all'interno. Per loro è prevista la sanzione 400 euro. A Noventa Vicentini i carabinieri hanno sanzionato il titolare del caffè Chalet e con lui anche 17 clienti che per solidarietà erano presenti dopo le 18 nel locale. Non ne fa una tragedia il titolare, che aveva messo in conto che avrebbe dovuto pagare la multa. Verso le 4:30 sono passati i vigili, abbiamo fatto 2 parole che mi spiegavano cosa andavo incontro, se aprivo, se insomma non rispettavo le leggi che mi era stata imposta, e io gli ho detto appunto che sapevo cosa rischiavo e comunque restavo fermo della mia idea. E così è stato. Mattia ha aperto e continuerà ad aprire. Noi comunque non molliamo, vogliamo continuare comunque tutelando i nostri clienti, quindi oltre al discorso delle distanze, delle sicurezze qua e là, anche che non rischiano di prendere multe, quindi questa sera vedremo come organizzarci per evitare appunto inconvenienti verso di loro, principalmente, che sono loro che ci fanno andare avanti. Molta la solidarietà espressa dai tanti clienti che frequentano il locale, non solo, ma l'adesione è ancora poca tra gli esercenti. Qualcuno mi ha detto che mi darà una mano per la multa, anche se è l'ultimo dei problemi adesso la multa. Noi vogliamo appunto lavorare, appunto, è quello l'unico interesse. E c'è chi ha scelto di protestare sdrammatizzando. A Torre Belvicino Alessia Stocchero, titolare di un ristorante con Alessandro Stella, cliente ed amico, hanno creato un menù, al momento solo sulla carta, ma chissà in futuro, che ben interpreta il momento difficile. Ecco che il primo è un tris di pasticci alla Conte, il secondo di carne è una tagliata degli stipendi, i contorni hanno il colore delle zone delle regioni, mentre il dolce è un millefoglie di DPCM. Il tutto annaffiato da periodo brut, millesimato di promesse e 1000 dì di chiusure. A ringraziare lo staff, ridotto all'osso.
Insomma, vi stiamo raccontando un po' le storie che hanno riguardato, interessato le varie province della nostra regione, varie città, paesi coinvolti e soprattutto i baristi che sono coinvolti in questa crisi diffusa, davvero esercenti, baristi, ristoratori messi in ginocchio in questo difficile periodo cercano in qualche maniera di ribellarsi, però purtroppo abbiamo sentito anche che devono pagare le conseguenze perché c'è questa violazione della legge. A Belluno, ad esempio, però in provincia di Belluno è stato un vero e proprio flop questa iniziativa Io Apro 1501, pochissimi, praticamente nessuno ha aderito. Belluno diversa dalle altre città. Mentre le cronache mostrano altrove locali affollati, avventori che urlano all'indirizzo di forze dell'ordine che entrano per fare i controlli, chi ieri sera ha cercato dove cenare a Belluno e provincia ha trovato tutto chiuso. E per paura o per convinzione, ecco come i gestori spiegano la scelta. Io apro, mi sembra un po' una cosa esagerata, dobbiamo seguire le regole che ci sono state imposte e speriamo che insomma prima o poi si arrivi a una zona non arancione ma gialla per poter lavorare un po' di più. La protesta era giusta, però era giusta ma ci perdiamo noi. Bisogna stare alle regole e non risolve il problema andare a manifestare in questa modalità. Secondo me è sbagliato, bisogna fare qualcos'altro, però qualcuno che sia più grande di noi che segue. Per Io Apro ieri a Belluno nessuno ha aderito. Bene, mi fa piacere perché secondo me era una sciocchezza, non l'abbiamo fatto neanche noi, quindi noi abbiamo aperto la nostra mezza giornata facendo l'asporto e basta. Confcommercio Ascom che ci hanno lasciato tra virgolette da soli perché loro si sono astenuti e hanno detto noi non saremo con voi e quindi la paura per noi che lavoriamo in questo settore e che arranchiamo in questo periodo di fase arancione, sinceramente penso che tanti non se la siano sentita proprio per questo motivo. E nel Trevigiano invece di protestare e quant'altro e di violare le norme e la legge, c'è un locale che ha deciso di combattere questa crisi di fatturato con il drive-in. Un caffè liscio, grazie. Con i bar chiusi e autorizzati solamente a lavorare con l'asporto, le attività e i clienti si sono trovati davanti a più di una difficoltà. Se il caffè o il panino non lo si può consumare in prossimità del locale per colpa del DCPM, nel bar Hangover di Mignagola la soluzione l'hanno trovata. Si chiama drive-in. 2 cappuccini per cortesia. Certo, arrivano subito. Qualcos'altro? No, basta così, grazie. Perfetto, faccio pure il giro e l'ordine è pronto. L'edificio ben si presta a questo servizio e i giovani titolari di questo bar hanno trovato un modo di stare al passo con i tempi. Dal caffè ai panini tutto arriva direttamente in auto. Nonostante l'iniziale scetticismo, i clienti si sono ricreduti sull'efficacia del servizio. Spettacolare. Velocissimi e molto bravi. Con l'emergenza Covid e a colpi di DPCM la possibilità di lavorare per le attività come i bar sono dunque cambiate repentinamente. E quindi abbiamo dovuto riorganizzarci e reinventarci per poter fare un po' di fatturato. Per affrontare questa situazione, questa pandemia, abbiamo dovuto comprare molti più materiali per l'asporto, però diciamo che o fai così o non lavori, quindi bisogna in qualche modo arrangiarsi e lavorare. Agire velocemente non si è rivelato solo un modo concreto per combattere il coronavirus e il calo di fatturato, ma anche di tutelare i posti di lavoro. Del resto posso solo che ringraziare i miei titolari e il posto in cui lavoro, perché grazie a Dio ci siamo inventati il drive-in proprio per non licenziare nessuno, proprio per non metterci in cassa integrazione. E adesso facciamo un giro al mercato di Bassano del Grappa, un mercato che doveva essere completo, in realtà una vera e propria desolazione. Oggi mercato completo. Sì, mercato completo, anche se l'affluenza è molto povera, molto poca gente e affari non se ne fanno praticamente. Questa è la situazione. Chi è chiuso, chi è aperto lavora, ma non ci sono riscontri, insomma, ecco. Non potendosi spostare la gente dai comuni, si sono viste pochissime persone stamattina.
poca gente. Guarda, questa sarebbe l'ora di punta quando non si passa neanche qua. La situazione per voi è molto critica? È critica perché si lavora per quasi niente, le spese sono sempre le stesse, quindi quasi quasi converrebbe stare a casa. Quel poco che c'è stato per noi sembra qualcosa. Poi stamattina è una giornata di freddo pazzesco. Adesso stiamo mettendo via anche un po' prima perché ormai è andata. Com'è la situazione? È un po' dura queste ultime giornate qua, sì. Pochi affari? Pochi affari, pochissimi. Infatti stiamo già mettendo via, guarda. Già dai primi di PCM di novembre abbiamo visto il calo. Adesso non ne parliamo, insomma. Quanto siete rimasti fermi voi? Beh, allora come azienda noi siamo rimasti fermi più di 22 giorni. La situazione è critica per voi? Sì, è critica nel senso che ovviamente l'affluenza delle persone è scarsissima. Pochissima gente e siamo qui a lavoro però per far nulla, insomma. È un disastro, ragazzi. Le faccio una domanda, oggi cosa è riuscito a vendere? Oggi ho venduto qualche cappottino e qualche pantalone, però da pochi soldi. C'è una cosa che costa 30 euro, ad esempio, non riesco a venderla. Tutta roba da pochi soldi. Contando le spese di furgone, benzina, plateatico, immondizia, non ne vale la pena a fare questi cassi qua. C'è la pausa, ci vediamo tra pochissimo. Insomma, abbiamo visto la situazione nei vari locali del Veneto, la situazione che interessa in maniera molto critica e pesante gli ambulanti. Tra l'altro un forte appello proprio dal Bellunese è partito, rivolto ai comuni soprattutto. Mi sono posta il problema già dalla settimana scorsa, vedendo i banchetti davanti al nostro negozio, soprattutto due signori anziani che fanno ricami per bambini, pensando che dalle 6 del mattino sono qui fermi e non hanno la possibilità di avere accesso ad un bagno o a un tè caldo. Il termometro oggi a Belluno è sceso fino oltre i 7 gradi sotto zero. Sabato, giorno di mercato settimanale in centro. I bar sono chiusi, il caffè non si può consumare al caldo e allora tocca a una commerciante del centro segnalare con sensibilità un disagio diffuso fra gli ambulanti operativi dalle 6 del mattino alle 13. Penso che ci sarebbe bisogno di avere almeno dei bagni pubblici, chimici, oppure uno spazio dedicato, uno spazio distanziato dedicato dove si possono appoggiare. Roberta oggi ha messo a disposizione degli ambulanti che normalmente sostano a ridosso di Piazza Castello la toilette del suo negozio. Nel suo post lanciato nella pagina Facebook Belluno Attualità Politica ha risposto un rappresentante che ieri in città non ha potuto usufruire di un pasto caldo e di una toilette. L'appello è perciò rivolto al comune e più in generale alle istituzioni perché si facciano carico dei disagi causati a cascata da norme che debbono comunque essere rispettate. E dalle montagne del Bellunese andiamo sulle montagne dell'Altopiano. Adesso vi faccio partire un video, vi faccio vedere queste immagini bellissime. Vedete questi mufloni che stanno mangiando del fieno. Questo fieno non è lì a caso, dell'erba, quest'erba non è lì a caso, ma è stata portata da un gruppo di residenti della zona. Sono anche tanti cacciatori che hanno deciso di cibare queste bestie portando proprio il fieno, portando della paglia, insomma del cibo per questi animali che si sono trovati a soffrire parecchio appunto la fame causa le forti nevicate che si sono abbattute su tutto quanto l'altopiano. Dicevo, qua siamo in zona Melette, in località Melette di Gallio, e vedete questi bellissimi mufloni che piano piano appunto si stanno avvicinando e stanno cercando di avvicinarsi appunto al punto dove queste persone hanno portato il fieno e il cibo per nutrire appunto gli animali. Poi nei telegiornali di questa sera comunque vi mostreremo proprio anche i video che ci stanno arrivando, in cui si vedono questi benefattori camminare in mezzo alla neve e portare il fieno agli animali che stanno, dicevamo, soffrendo parecchio a causa delle forti nevicate che si sono abbattute un po' in tutto il territorio. Adesso invece abbiamo un paio di
di notizie di cronaca che sono arrivate poco fa. Una riguarda, è accaduta ieri sera, quando le volanti della questura sono intervenute in via Sasso, siamo a Vicenza, è stato segnalato un furto in abitazione. Gli agenti hanno notato quando sono arrivati che c'era qualcosa di strano. Gran parte degli arredi, delle suppellettili, delle finestre erano completamente distrutti dai responsabili, che molto probabilmente avevano usato un corpo contundente. C'erano anche parecchie tracce di sangue un po' in tutto l'appartamento di via Sasso. Sono scattate le indagini e sono riusciti a capire più che altro se la vittima avesse ricevuto minacce, segnali che potessero in qualche modo spiegare le modalità del furto e condurre gli agenti della Polizia di Stato all'autore. Sotto l'abitazione della vittima, sul tettuccio di una vettura, è stato trovato un martello insanguinato, probabilmente proprio il corpo contundente utilizzato dall'autore del furto. Per raggiungere la finestra dell'immobile aveva utilizzato il tettuccio proprio della macchina che era parcheggiata nei pressi dell'abitazione dove è stato consumato il reato. Tra i sospettati un vicentino che risiede nella stessa zona dove è avvenuto il furto. Nel pomeriggio l'uomo avrebbe avuto uno screzio, pare, con il proprietario dell'appartamento. Alla base della discussione il rifiuto della vittima di acquistare della droga dal pusher. Dopo averlo sentito e constatato tra l'altro una ferita alla mano, dubitando delle sue dichiarazioni poco coerenti, gli agenti hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Hanno trovato i vestiti sporchi di sangue che sono stati sequestrati e l'uomo ha confessato e ha detto di aver distrutto all'interno dell'abitazione per il rifiuto appunto da parte dell'uomo di acquistare della droga da lui. Questo individuo si sarebbe introdotto quindi nell'appartamento e avrebbe devastato tutto quello che trovava in casa. Invece ci occupiamo di altri controlli. È stato chiuso un bar, siamo in Viale della Pace, chiuso a seguito delle verifiche effettuate dalle volanti del servizio appunto della polizia, e gli agenti hanno potuto constatare la presenza di 2 avventori. In barba agli attuali divieti stavano consumando bevande e alimenti. Al titolare del bar, sanzionato a norma di legge, è stata comunicata la chiusura immediata di 5 giorni. Insomma, quindi continuano e sono doverosi tra l'altro i controlli da parte delle forze dell'ordine per cercare di limitare al massimo i disagi che vengono provocati in queste situazioni. Adesso invece cambiamo completamente argomento, andiamo a Padova e parliamo della nuova linea del tram. Svelato dal sindaco di Padova insieme ai suoi omologhi di Rubano e Vigonza il progetto del sistema metropolitano a rete tranviaria, sintetizzato SMART. È stato infatti presentato al Ministero delle Infrastrutture lo studio di fattibilità per la costruzione della terza linea del tram chiamata SIR 2. Oggi è una giornata epocale per Padova. Oggi non abbiamo presentato una linea, abbiamo presentato un sistema di trasporto urbano molto diverso. Devo dire che sono stati bravissimi i tecnici nostri, sia PES che i nostri consulenti. Sono stati liberi di scegliere. Non avevano detto guardate fate questo perché politicamente ci va bene, erano liberi di fare quello che volevano e hanno stabilito che questo sistema è migliore, rapporto costi-benefici, trasporto. Questo vuol dire che cambia la città. Una rete di mobilità pubblica su cui potranno viaggiare fino a 20 milioni di persone all'anno, stimano da Palazzo Moroni, riducendo emissioni di CO2 e volumi di traffico. Il cronoprogramma parla ora di un progetto esecutivo per poi passare alla realizzazione dei lavori. Nel progetto presentato il tram correrà per le vie cittadine nel 2026. Grazie a SIR 2 e SIR 3 inoltre la città disporrà di 8 nuove linee di trasporto. Di 335 milioni che abbiamo appunto presentato al Ministero, che siamo molto fiduciosi che verrà finanziato, speriamo entro l'anno. Una rivoluzione per la città, ma anche per i paesi della cintura padovana. Vuol dire sgravare di centinaia di migliaia di auto in ingresso e in uscita dalla città, vuol dire un'area più pulita, vuol dire finalmente pensare a un mezzo di trasporto innovativo. E soprattutto non è una semplice linea come sottolineavo, ma è un sistema di mobilità che cambia completamente, quindi non solo in un'unica direzione ma in più direzioni.
Uno dei problemi puntualmente, che si presenta puntualmente in inverno è quello dello smog, polveri sottili PM10. Allora a Treviso è stata vietata la circolazione degli Euro 4 diesel. L'ordinanza anti-smog resta com'era negli anni precedenti. Non vengono inserite nelle misure restrittive le vetture Euro 4 e 5 diesel, come invece era previsto. La misura è stata congelata dai sindaci dei comuni capoluogo, Treviso capofila, per venire incontro alle esigenze delle famiglie in questo periodo di difficoltà dettata dall'emergenza sanitaria, in cui i mezzi pubblici hanno capienze ridotte. Ampliare lo stop alla circolazione di questi mezzi avrebbe significato coinvolgere un terzo delle auto. E si è deciso di estendere l'ordinanza che era già in vigore e che finiva il 21 dicembre, di estenderla anche per la seconda parte dell'inverno. È stata una richiesta fatta nostra come Treviso e tutti i capoluoghi di provincia alla Regione, che l'ha accolta e l'ha portata nel tavolo di bacino padano, perché ci sembrava perfino incredibile in questo momento storico in cui le famiglie hanno difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici o trovare mezzi alternativi all'auto, chiedere di bloccare anche l'Euro 4, che sono peraltro il 30% dei diesel circolanti. L'ordinanza anti-smog per limitare le emissioni di PM10 resterà valida fino a fine marzo, dopo essere stata sospesa durante il periodo natalizio. Treviso è sempre green, abbiamo un programma che abbiamo chiamato New Green Deal Treviso, che in tutti i campi sta portando grandi innovazioni su quello che sappiamo che abbiamo fatto la forestazione urbana, abbiamo fatto una serie di attività, però ripeto, per quello riguarda la movimentazione dei mezzi, in questo momento sia i mezzi commerciali che i mezzi dei nostri cittadini non era il momento storico di bloccare un'altra grande parte dei mezzi circolanti. Una nuova dotazione al SUEM 118 di Vicenza. Lei è una tavola spinale in fibra di carbonio super leggera ed ora, grazie alla donazione di una ditta del settore della chimica toscana che lavora con il territorio vicentino, in dotazione del SUEM di Vicenza. Apparecchiatura di ultima generazione che va così ad implementare la dotazione tecnica a disposizione della centrale mobile del 118, strumento di rapido utilizzo in situazioni di incidenti gravi in strada o autostrada con circolazione in corso. Si può caricare il paziente, immobilizzarlo in piena sicurezza per la colonna vertebrale e caricarlo sull'autoambulanza senza particolari disagi per il paziente. Un semplice sistema di cinghie di blocco della testa del ferito, del paziente, e poi proprio la leggerezza e il tipo di materiale consente di trascinare senza danni la barella anche sull'asfalto o di sollevarla con una carrucola, tanto che queste barelle sono già state posizionate lungo tutte le gallerie della Pedemontana. Consente il vericellamento dei pazienti anche all'interno delle gallerie e la loro evacuazione rapida dal manto stradale, che ovviamente è una situazione stradale completamente diversa dalle autostrade o dalle superstrade a cui siamo abituati. Tavola spinale utile anche per i pazienti Covid gravi. Viene utilizzata anche per pazienti Covid perché è una delle poche barelle, cioè barelle tavole diciamo, che consentono il caricamento dentro alle barelle ad alto biocontenimento. Oggi è domenica 17 gennaio, è la festa di Sant'Antonio Abate ed è una delle giornate più importanti per il mondo contadino. 17 gennaio, Sant'Antonio Abate, protettore degli animali da cortile e domestici. Vuole la leggenda che nella notte di Sant'Antonio si possano sentire gli animali nelle stalle che parlano fra di loro. Chissà cosa si saranno dette queste signore in questo periodo di Covid, quando il settore agroalimentare italiano ha dovuto affrontare una crisi durissima. Ne parliamo con qualcuno che se ne intende. Ne parliamo con Pietro Guderzo, presidente mandamentale di Coldiretti di Bassano. Che senso ha adesso Sant'Antonio Abate? Beh, Sant'Antonio Abate è il protettore degli animali e in questo periodo, anzi direi quando sarà anche, speriamo presto finito tutto questo, sarà necessario recuperare un rapporto di socialità non solo tra uomo e uomo ma anche tra uomo e animale, e da questo punto di vista sicuramente un ruolo importante potranno averlo quelle che sono le fattorie didattiche, gli agrinido e le fattorie sociali, in quanto gli animali potranno essere davvero un importante catalizzatore
anche in quel recupero di rapporti sociali che nell'ultimo anno purtroppo abbiamo un po' perso. Per quanto riguarda il concetto di benessere animale, che è sempre più importante nella produzione anche di formaggi, ma in generale nel settore agroalimentare, stiamo facendo passi importanti. Certamente, noi come associazione di categoria abbiamo sempre spinto per la sostenibilità e il benessere animale, perché un animale che sta bene dà anche un prodotto migliore e questo poi, oltre che giovare l'animale stesso, giova anche un po' tutta la collettività. Dall'anno prossimo speriamo di poter ritornare a celebrare questa importante ricorrenza, magari riportando i bambini nelle stalle, riportando le famiglie a vedere dove nasce l'eccellenza veneta. Senz'altro scuole e bambini saranno i benvenuti a vedere non solo come si fanno i prodotti, ma soprattutto come li facciamo e quanto amore e passione ci mettiamo nel produrli. Cosa si saranno dette queste vacche questa notte in cui l'incauto passante può ascoltarle? Allora, diciamo che la tradizione dice che è un po' di cattivo auspicio ascoltare cosa dicono gli animali, quindi potrei immaginarmi i loro discorsi. Sicuramente saranno contente perché la strada che stiamo seguendo noi agricoltori penso sia davvero quella giusta. E continuiamo a parlare di animali, nello specifico di cani, perché pensate, dalle scuole dell'infanzia di Vicenza, scuole comunali dell'infanzia di Vicenza, sono state donate più di 200 brandine dismesse proprio per il canile di Gonia, gestito dall'ENPA vicentino. Simpatici e arruffati, arrabbiati o malinconici, i nostri amici a quattro zampe ospitati dal canile di Gogna da oggi dormiranno sonni sicuramente più comodi, perché le brandine dismesse dalle 17 scuole dell'infanzia comunali sono state donate alla struttura gestita da ENPA. Brandine usate, sostituite nelle scuole con lettini nuovi per l'operazione di adeguamento alle normative. Noi ne abbiamo circa 220, sono a disposizione, una cinquantina le doniamo qui, quindi se si rompono abbiamo anche il ricambio e chi fosse interessato sempre per i cani, noi le regaliamo volentieri. Iniziativa che rientra in una serie di progetti educativi per promuovere la salvaguardia dell'ambiente. Numerosi volontari si occupano infatti non solo dei simpatici pelosini ospitati qui, ma danno anche una mano a chi in periodo di Covid fa fatica a stare dietro al proprio animale. Noi qui abbiamo circa 100-120 cani, abbiamo però una situazione che non copre solo la gestione del canile con i cani, ma abbiamo anche un centinaio di colonie feline che andiamo a gestire e abbiamo anche molti appelli da parte di varie persone che vengono a chiedere aiuto perché si trovano in difficoltà economica, soprattutto dettata dalla situazione del coronavirus. Da qui l'appello a fare una donazione visitando il sito per le modalità, visto che le consuete iniziative per reperire fondi sono bloccate dall'emergenza sanitaria. Adesso parliamo di arte, musei e mostre che sappiamo in questo periodo sono chiusi, però per quanto riguarda la bellissima rassegna, la bellissima esposizione dedicata a Van Gogh a Padova, lunedì si potranno vedere, si potranno ammirare, anche se a distanza, alcune delle opere più belle e famose del pittore. Capolavori chiusi ormai da mesi nelle sale dei musei, il triste destino dell'arte in tempo di pandemia. Le mostre sono state segnate profondamente dall'emergenza sanitaria e a Padova a farne le spese soprattutto un'esposizione di importanza internazionale, quella dedicata a Van Gogh e ai colori della vita. Capolavori di inestimabile valore, chiusi al buio nelle sale del Centro Culturale San Gaetano. Il curatore della mostra, Marco Goldin, per questo ha deciso di riaccendere le luci su queste opere private della loro funzione principale, quella di farsi ammirare. Lunedì sera alle 21 lo storico dell'arte trevigiano accenderà così i riflettori su 6 quadri di Van Gogh, raccontando altrettanti appassionati racconti sulla vita del maestro olandese. Una visita digitale visibile sul sito di Linea d'Ombra o sulla pagina Facebook. Al centro del racconto i dipinti Paesaggio al crepuscolo, Autoritratto con cappello di feltro, Il seminatore, il postino Joseph Roulin, il paesaggio a Saint-Rémy e il covone sotto un cielo nuvoloso. È una mostra che ha una sua storia al di sotto, ho parlato di andare sotto la pelle di Van Gogh, non soltanto la pelle della pittura ma anche sotto la pelle dell'uomo. Così ci diceva Goldin esattamente un anno fa a Otterlo in Olanda, annunciando i capolavori in arrivo a Padova.
Nessuno ancora immaginava che potesse arrivare la pandemia. Ora le opere sono chiuse senza poter essere viste. Voglio tenere accesa una fiammella, sottolinea Goldin, e voglio continuare a parlare di pittura, a raccontarle, a scriverne, e lo farò fin quando sarà possibile. Insomma, quindi tutti gli appassionati alle 18 lunedì, quindi domani, potranno collegarsi al sito di Linee d'Ombra o sulla pagina Facebook e seguire quindi questa bellissima illustrazione e spiegazione dei capolavori di Van Gogh. Con queste splendide immagini si chiude anche il nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Una buona giornata.